siamo davvero sicuri di quello che mangiamo? Lo sapete che con il codice doganale sui cibi, un pomodoro coltivato in Cina può diventare un concentrato italiano? Vi sembra giusto? In pratica io compro un concentrato italiano in un normale supermercato e il pomodoro è coltivato in Cina. Ma è assurdo! Cosa c'è di italiano? Fermiamo il falso cibo italiano. Basta truffe. Qui si gioca con la salute delle persone. Coldiretti e campagna amica Nuoro Ogliastra vi invitano alla raccolta firme per abolire il codice doganale sui cibi. Firma la petizione in tutte le sedi Coldiretti e i mercati di campagna amica. Per mangiare genuino, per stare meglio. Elegante dallo stile moderno. Dalle 6 del mattino la tua colazione è dolce o salata e anche senza glutine. Caffè Noir, in centro a Tortolì. Momento aperitivo. I fantastici cocktail sono accompagnati da originali stuzzicherie create apposta per te. E la sera il freddo d'inverno non è più un problema. L'elegante Deor riscaldato farà la tua serata intrigante con le migliori selezioni di gin, rum, vodka, tequila e whisky provenienti da tutto il mondo. Caffè Noir Cocktail Bar, il tuo momento. Via Monsignor Virgilio 10 a Tortolì. Allora, per prima cosa facciamo questo shampoo purificante. Ora andremo a rilassare il capello con una bella maschera rivitalizzante. E per finire, messa in piega, inondiamo di profumo. Ma certo, abbiamo pensato anche a te. Amy Beauty Air presenta la nuova linea dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Shampoo e balsamo per un effetto davvero wow. Acquistali da Amy Beauty Air, via Macomer 1 dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. Ancora buongiorno a tutti e a tutte da Federica Melis, bentrovati al secondo appuntamento della mattina con Stella Di Cecche, il nostro notiziario con le news dall'Ogliastra. Oggi partiamo inevitabilmente con la notizia di ieri che ha visto i funerali, l'ultimo saluto a Silvia Piu. Tortolì si è stretta ai familiari della donna scomparsa improvvisamente sabato all'età di 47 anni, 5 mesi dopo la sua amata figlia Anna Laura Pilia, la piccola velista morta ad agosto durante un incidente nelle acque di Arbadax mentre praticava il suo sport del cuore, la vela. Quello stesso immenso dolore si è ripetuto ieri nella stessa chiesa di Sant'Andrea, nel sagrato. Centinaia di persone da tutta Ogliastra. La comunità si è fermata e si è stretta alla famiglia, al marito Bruno Pilia, al figlio Gianluca e a tutti i loro cari. Attività sospese, serrande abbassate durante le esequie come da invito dell'amministrazione comunale. Siamo quasi disarmati, ha detto durante l'omelia il parroco della chiesa di Sant'Andrea, Don Piero Croveddo. Davanti a situazioni del genere è difficile trovare le parole, se non è impossibile riuscire a entrare nel cuore di voi familiari e soprattutto alleggerirlo. Momenti di grande commozione, un dolore composto. Il lascito di Silvia, riassunto nelle parole del parroco, di stima, amore, servizio e trasparenza. Nelle parole di Don Piero anche il messaggio di affetto e vicinanza arrivato dal vescovo Antonello Mura. Al termine della messa poi le parole rotte dalla commozione di una cara amica, un tributo a Silvia. Eri una persona speciale, ha detto, bella come il sole, con la dolcezza dei tuoi occhi celesti, colore del cielo che ora possiamo rivedere sul volto di Gianluca. Avevi sempre il sorriso per tutti, che purtroppo da 5 mesi a questa parte ha lasciato posto a dolore e strazio. L'unica consolazione possibile che ci può rimanere in questo momento è pensare che adesso tu sia insieme alla sua bambina, e questo è il pensiero comune ieri durante l'ultimo saluto a Silvia Piu. Andiamo avanti, passiamo ora a Baunei, cambiamo decisamente argomento. La fibra arriva finalmente in paese, lo ha annunciato il comune, beneficiario di un finanziamento con fondi PNRR relativo al progetto Italia a 1 giga, con il quale si mira a fornire connettività almeno 1 gigabit in download e 200 megabit in upload a tutti
tutte le unità immobiliari. I lavori inizieranno nei prossimi giorni, interesseranno tutte le vie di Baunei, Santa Maria Navarrese, non ancora servite dalla fibra, spiegano dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Stefano Monni. I lavori verranno eseguiti con la tecnica di mini trincea, che prevede la posa di servizi interrati con la realizzazione di un taglio ridotto dell'asfalto, evitando quindi i tradizionali sistemi di scavo a cielo aperto. Questa tecnica, spiegano, permette di realizzare uno scavo di dimensioni contenute grazie al disco di precisione. Insomma, e quindi poi una connettività veloce per tutte le unità immobiliari del paese. Andiamo avanti, passiamo a Tortolì. Il comune potenzia l'educazione e la prevenzione con un contributo alle scuole. La giunta comunale ha approvato uno stanziamento di 20.000 euro per l'anno scolastico 2024-2025 a favore degli studenti delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria dei due istituti comprensivi. La metà dei contributi saranno finalizzati al finanziamento delle spese dell'attività scolastica, mentre gli altri ulteriori 10.000 saranno vincolati all'utilizzo in determinate attività. In particolare, per volere dell'amministrazione, questi fondi saranno destinati per sostenere progetti incentrati sull'educazione alimentare, su attività integrate che favoriscano l'inclusione e il benessere dei ragazzi e la prevenzione all'uso della droga e comportamenti devianti. L'assessora alle politiche sociali Irene Murru ha dichiarato: con questo ulteriore contributo economico ribadiamo il nostro impegno e l'attenzione verso le nuove generazioni, garantendo loro opportunità di crescita sana e consapevole. Investire sull'educazione alimentare e sulla prevenzione è fondamentale per il futuro dei nostri giovani, per una comunità più coesa e solida, ha detto l'assessora. Andiamo avanti, ora passiamo a Barissardo, una bella notizia perché il comune ha ottenuto la qualifica di città che legge per il triennio 2024-2026, un altro obiettivo raggiunto dalla nostra amministrazione, dice l'assessora alla cultura Francesca Uda. Questo riconoscimento ci darà la possibilità di partecipare al bando di finanziamento Città che legge, che ha come obiettivo la promozione del libro e della lettura. Investire nella promozione della lettura significa infatti investire nella formazione di cittadini liberi e informati, continua l'assessora, in grado di partecipare attivamente alla vita democratica. Per questo biblioteche, scuole e iniziative culturali devono essere valorizzate e rese accessibili a tutti. Concludiamo con un evento di formazione, un percorso formativo per i genitori di Baunei, Santa Maria Navarrese, Triei e Urzulei. Il progetto si chiama Ascolto e Voce, l'emozione di esistere, e rientra nel progetto Vita in Corsa. Si terrà venerdì 10 gennaio a Urzulei dalle 15.30 alle 17 in biblioteca, mentre a Santa Maria dalle 18 alle 19.30 nella sala San Francesco dell'Oratorio. Con questa notizia concludiamo il notiziario di oggi. Vi do appuntamento come sempre a domani 9.30 circa con la nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito, grazie alla regia di Roberta Loi. A domani.